so se il roleplay si possa definire trigger. Secondo me non proprio, perché il roleplay come tipologia di video ha diversi trigger, compresi anche i suoni, soft spoken, whispering, eccetera eccetera. Diciamo che sì, la tipologia di video che mi piace di meno, sia da guardare sia da realizzare, anzi da realizzare, grazie moto, non ci penso proprio, è appunto il roleplay. Ne approfitto di questa domanda per rispondere alle numerose richieste a proposito dei roleplay.
realizzare un video con un non mi piace perché magari a livello tecnico il video non era eccellente, ma dal punto di vista contenutistico sì, è una cosa brutta, secondo me. Quindi secondo me il non mi piace ha senso se è accompagnato da una spiegazione, perché in effetti è solo con una spiegazione che l'utente può esporre il suo pensiero, ed è solo con una spiegazione che il creatore di video può rendersi conto di cosa effettivamente può migliorare o no. Cioè il non mi piace di per sé dice ok, non mi piace, però come posso io capire come mai? E quindi no, l'ho sempre trovato uno strumento piuttosto inutile, senza considerare quei casi in cui uno pubblica un video e pubblico magari un video di 20 minuti ad esempio, e pubblico da 3 secondi e arriva il non mi piace, così. Cioè, come ci sono i mi piace affettivi dati sulla fiducia, ci sono anche i non mi piace messi per dispetto, è molto molto così a caso. Quindi anche per questo che secondo me non ha tanto valore, ecco. Certo, chiaramente quando c'è un video che ha 500 non mi piace e 20 mi piace è un discorso un po' differente, una ragione ci deve pure essere, però ho visto anche video molto validi, pieni di non mi piace, a discapito dei mi piace, solamente perché una persona aveva mandato i suoi fan a mettere non mi piace per dispetto, quindi insomma è tutto molto relativo su YouTube. Allora, domanda numero 5. Ritieni che avere un microfono sia fondamentale? No, io penso che sia una cosa in più, diciamo, un upgrade, però non credo sia fondamentale, cioè bisogna stare attenti proprio alla parola fondamentale. Penso che possa fare la differenza avere un microfono, penso che sia importante, penso che sia un'idea buona da un punto di vista proprio di qualità, però non è fondamentale. Una cosa fondamentale è una cosa di cui non si può fare a meno, e io sono la prima molto spesso a preferire video registrati ad esempio con il microfono dell'auricolare del cellulare piuttosto che con un microfono come questo. Quindi no, per me non è fondamentale, però chiaramente se un creatore di video SMR vuole poi come dire, far avanzare il proprio canale in un certo senso, farlo evolvere, perché no, l'acquisto di un microfono potrebbe essere una buona idea ancor prima dell'acquisto di una videocamera migliore, perché il suono sicuramente è molto più importante rispetto al video, almeno nella ASMR. Probabilmente un microfono tipo questo o un microfono binaurale sono forse più importanti ancora in determinati tipi di video, non tanto magari nel whispering quanto nei video che contengono suoni particolari che magari con un microfono tipo del cellulare o della fotocamera sono impercettibili. Allora lì l'importanza è un po' più alta, diciamo così. Domanda
soprattutto di blog e siti web non italiani, non ho fatto tanto altro. 8. Dai una tua definizione di ASMR. Io, per abbreviare, specialmente quando lo devo spiegare a persone che non hanno idea di che cosa sia, dico sempre che è una profonda, profonda, profonda forma di rilassamento data dall'ascoltare suoni particolari, particolari ma allo stesso tempo banali, tra virgolette, perché ascoltare qualcuno che sussurra non è una cosa, cioè non è il sussurro, il bisbiglio, come lo vogliamo chiamare, non è qualcosa di sconosciuto e di strano, è una cosa molto molto normale. La cosa particolare è entrare in questo stato di profondo rilassamento grazie a questi suoni. E per il resto, come definizione, potrei anche dire che è un mondo fantastico. Allora, domanda numero 9. Trovi che la musica possa in qualche modo collegarsi all'ASMR? Allora, in un certo senso sì, perché anche il whispering, ad esempio, ha una sua musicalità. La nostra voce, la voce di ognuno di noi ha una sua musicalità, quindi in quel senso sì. Però se invece vogliamo vederla da un punto di vista di ciò che i trigger provocano nelle persone, quindi proprio l'ASMR, questo profondo stato di rilassamento misto a estasi quasi, io non ci trovo un collegamento. Io con la musica mi emoziono molto, piango molte volte se una canzone mi piace tanto, ma non necessariamente per il testo, per le parole, ma proprio anche una musica e basta. La musica, io dico sempre che tocca proprio le corde dell'anima e io mi emoziono tanto, mentre con i video SMR provo un profondo rilassamento, ma non è un'emozione come quella che mi dà la musica, cioè non mi viene da piangere, ad esempio, non tocca le stesse corde, tocca delle cose diverse, quindi in questo senso non ci vedo un grande collegamento, ma comunque rimane una mia opinione personale. Numero 10. Cosa ne pensi della community ASMR italiana? Beh, io sono su YouTube da diversi anni, ormai sono quasi 6. Ho iniziato, come tanti di voi sanno, con Sgrammaticando, il canale di grammatica, e ho avuto modo di conoscere molte community legate a YouTube e anche di farne parte, e devo dire che mai ho trovato una community come quella che lega i creatori di video SMR in Italia, mentre in altri gruppi, diciamo così, si crea competizione e quindi magari capita che lo youtuber con 50.000 iscritti non fa assolutamente una collaborazione con uno youtuber di 10.000. Vedo che nel mondo dell'SMR è tutto diverso e non vedo, almeno per il momento, fino ad ora, non mi è mai capitato di percepire invidia, competizione o cose di questo tipo, e questo secondo me è un lato molto importante della community SMR italiana.
sul canale di Monica Arasule. Cosa ne penso? Mi piacciono molto, ma a me le collaborazioni piacciono molto anche per quanto riguarda ad esempio il canale di grammatica, cioè mi piacciono in generale le collaborazioni su YouTube, perché sono sempre stata dell'idea che siano, come posso dire, ho sempre pensato che le collaborazioni dessero qualcosa in più ai protagonisti di queste collaborazioni, una marcia in più. È molto bello unirsi per un obiettivo comune e quindi mi piacciono tantissimo le collaborazioni, insomma non mi voglio dilungare tantissimo. Domanda numero 12: con quale altra ASMR artist ti piacerebbe collaborare? Beh, sicuramente vorrei collaborare di nuovo con le persone con cui ho già collaborato e poi mi piacerebbe molto fare qualche collaborazione con ASMR artist stranieri. L'unico ostacolo, diciamo, a questa cosa è il mio inglese pessimo. Ecco, però in effetti non è detto che la collaborazione debba per forza comportare parlare in inglese, il problema sarebbe la comunicazione tra noi, però perché no, anche madrelingua spagnolo, magari, che ne so, scopro che qualche fan di Sgrammaticando ha un canale ASMR e studia anche l'italiano, quindi possiamo comunicare in italiano. Allora, ehm, 13. Un film che ha una parte che ritieni molto SMR. Oddio, io ho una memoria da criceti proprio per quanto riguarda il cinema. Vediamo. Forse la scena in cui Jack fa il ritratto a Rose, ma per in Titanic ovviamente, ma perché vedere qualcuno disegnare mi ha sempre particolarmente incantato, quindi se su due piedi devo pensare a una scena, solo che non mi ricordo ora se c'era tipo una musica di sottofondo o se forse si sentiva scorrere la matita o il carboncino o quello che è sul foglio, questo non me lo ricordo, però diciamo quella, dai. Domanda numero 14. La sigla più bella di un canale tra quelli che conosci? Oddio, ora io le sigle non me le ricordo, però posso dirvi che a me personalmente le sigle non piacciono e vanno benissimo, secondo me è un tratto diciamo distintivo del creatore di video, però non mi piacciono tanto, sono secondi sprecati secondo me. Molte volte mi capita di vedere dei video di fila uno di seguito all'altro e la sigla la trovo un po' di troppo, ecco. Quindi tendo anche a scordarmele e non mi viene proprio in mente una sigla che mi piace. Domanda numero 15. Ritieni che ci debba essere un dress code per le ragazze che fanno video SMR allo scopo di tutelarsi da commenti spiacevoli di utenti molesti? Ma diciamo che secondo me no, cioè ognuno è libero di esprimere la propria personalità. Se io sono abituata a vestirmi in un certo modo, ad esempio come adesso che ho, cioè sto morendo di caldo e ho questo vestito molto scollato, ora non ho le tette fuori però è comunque scollato, non vedo perché dovrei soffocare dal caldo, per dire, per girare un video, perché ci potrebbe essere qualcuno che ora chiaramente l'inquadratura non fa vedere questa parte, però ad esempio se dovessi fare un video SMR dove maneggio qualcosa e mi devo inquadrare le mani sul tavolo
che si è creato con le persone che mi seguono. Il fatto di rilassarmi io stessa è praticamente vivere il momento in cui registro i video come un momento per me e non soltanto per chi lo guarderà. Poi indubbiamente una medicina non nociva, cioè il fatto di aver scoperto questo mondo e di potermi
insomma